Buonasera, ben trovati con un nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Chatbot affettivi, relazioni virtuali, fidanzate dalle sembianze di avatar, economia della solitudine. Oggi cresce sempre di più il numero di persone che si legano emotivamente a chatbot affettivi e anche a intelligenze artificiali che sono state costruite per fare compagnia, ascoltare, consolare e soprattutto non contraddire mai. Sembra fantascienza, in realtà sta già succedendo e noi oggi analizziamo questo nuovo fenomeno, ma anche l'economia del mercato della intimità digitale, questa nuova economia, con il professore Davide Bennato, sociologo dei media digitali. Buonasera, professore. Allora, prima di addentrarci nell'argomento, di dare i numeri, ma anche di decifrare i nomi di queste nuove tendenze, sono tanti, di questa economia della solitudine, spiegheremo perché si chiama così. Vediamo un video così spieghiamo al pubblico, per chi non conoscesse cos'è un chatbot affettivo, in realtà di cosa stiamo parlando. Vediamo. Ecco, professore, quello che abbiamo visto non sono donne reali, sono donne virtuali e per molte persone diventano anche delle vere e proprie fidanzate. Questi sono dei siti che abbiamo trovato, diciamo, liberi, perché la maggior parte sono o sotto iscrizione al sito oppure anche a pagamento. Ovviamente, ripetiamo, non sono reali, sono virtuali, però in alcune di queste, a parte ti dà la scheda tecnica, no? Come se fosse un oggetto, l'origine caucasica o nordafricana, la caratteristica del corpo, la caratteristica della personalità, e poi puoi dare anche delle indicazioni, come abbiamo visto nel video prima, magari lo rivediamo anche mentre stiamo chiacchierando. L'avatar, la fidanzata virtuale, ti dice: cosa vuoi che faccia? Mi spalmo la crema o bevo il succo? Mangio il panino o mi pettino i capelli, professore? Sì, questo è un mondo sostanzialmente nuovo, perché grazie alle opportunità permesse dall'intelligenza artificiale si vengono a costruire ormai l'industria di quella che viene chiamata le AI companion, cioè, per intenderci, le intelligenze artificiali da compagnia ormai è piuttosto diffusa ed è anche piuttosto segmentata, nel senso che si possono trovare web app per telefonino, si possono trovare tutte le infinite declinazioni che noi possiamo avere di questo tipo di tecnologia. E questo sostanzialmente, da un punto di vista sociologico, fa capire due cose. La prima, che le tecnologie digitali sono diventate una vera e propria infrastruttura della nostra vita quotidiana e della nostra vita relazionale in particolare. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è che sicuramente questo tipo di tecnologie si sono inserite in una nuova tipologia di utenti e di clienti, che sono le persone che hanno bisogno di una relazione, quindi che vanno alla ricerca di una relazione. Bisogna prendere in considerazione il fatto che però queste tecnologie ovviamente non devono essere percepite come sostitutive di una relazione affettiva, ma molto spesso sono considerate come temporaneamente sostitutive, cioè in quel momento in cui magari qualcuno non ha la possibilità di avere una compagna o un compagno, perché esistono anche le versioni maschili e femminili di questo tipo di tecnologia, non le avevo viste. E quindi ovviamente sono pensate per questo tipo di utilizzo, quindi sicuramente vanno nella direzione di una società che è sempre più da sola. Ma infatti, dicevo, questo non è più solo una nuova forma di tecnologia, una evoluzione della tecnologia, si parla addirittura di una nuova forma di intimità, cioè alla fine siamo in relazione con noi stessi e con un chatbot affettivo che ci dà sempre ragione. Il confronto, lo scontro, anche lo scontro quello costruttivo ed evolutivo, viene a mancare così.
Sì, diciamo che sono proprio pensati per questo tipo di interazione. Il termine tecnico che si usa di questa condiscendenza perenne e sistematica è proprio sicofanzia, cioè questa caratteristica che hanno i chatbot di non essere mai contraddittori. Allora io inizio a spuntare i termini, perché già abbiamo detto AI Companion e il secondo importante sicofanzia. Ne abbiamo altri che andremo a spiegare. Quindi sicofanzia, dicevamo, cosa significa? Sì, la sicofanzia praticamente è questa accondiscendenza totale e sistematica non conflittuale che viene espressa da queste intelligenze artificiali, sia nella versione tridimensionale, quella che abbiamo visto nelle immagini, quindi con un avatar che si comporta in maniera molto accondiscendente, sia dal punto di vista anche delle interazioni linguistiche, perché non bisogna dimenticare che queste tecnologie hanno dalla loro parte il fatto di imitare e simulare in tutto e per tutto un'interazione linguistica con un'altra persona, quindi hanno questa caratteristica che diciamo noi tecnici di mimesi sociale, cioè di far finta di essere delle persone, di far finta di essere, no, se non altro, nelle interazioni linguistiche. Lei di recente appunto ha analizzato questo fenomeno che è già entrato nella vita di molte persone, soprattutto in alcune zone del mondo, quindi parliamo di America, Asia, Giappone, Cina. Perché? Allora, diciamo che bisogna prendere in considerazione che c'è un combinato disposto, cioè sono due forze che hanno portato alcune zone del mondo ad avere, diciamo così, una connotazione di questo tipo di tecnologie. Da un lato ovviamente l'orientamento tecnologico, quindi sicuramente gli Stati Uniti con l'innovazione tecnologica legata a Silicon Valley sono uno di questi ambienti, ma non bisogna dimenticare che c'è anche la componente cinese, perché i cinesi sono fortissimi negli ultimi tempi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, per quanto riguarda la robotica, quindi anche la versione tridimensionale degli AI Companion. E poi ci sono anche delle zone che invece sono culturalmente, potremmo dire, predisposte per modelli culturali in questo tipo di interazioni con degli esseri inesistenti. Sto pensando in particolar modo al Giappone, no? Ci sono degli studi molto interessanti fatti rispetto alla cultura giapponese, la cultura pop giapponese, che avrebbe sdoganato la figura degli AI Companion, perché c'è proprio una tradizione millenaria di animismo, si parte dai manga. Di animismo, e quindi anche di poter riconoscere un particolare tipo di vita anche in oggetti che sono inanimati, e questo ovviamente si sposa perfettamente con la possibilità di creare un rapporto con l'intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi il tema, tra l'altro, è entrato anche nel dibattito psicologico. Diversi esperti parlano di una progressiva difficoltà, soprattutto anche tra giovani adolescenti e giovani adulti, nel gestire le relazioni emotive. Oggettivamente c'è qualche problema, lo vediamo anche nei casi di cronaca, il rischio di sostituire così le relazioni reali, che sicuramente sono più conflittuali, portano attriti, portano incomprensioni, portano attese, portano disillusioni, con delle connessioni emotive che lei chiama a bassa intensità. Esatto, sì. E il termine che sta cominciando ad emergere, diciamo che degli ultimi tempi, diciamo così, dell'ultimo anno, e che io non ho fatto in tempo a intercettare con i miei studi più recenti, è il termine che si chiama AI Psychosis, cioè una forma di psicosi, quindi di alterazione psicologica che viene connessa alle intelligenze artificiali. Quindi il fatto che le persone hanno pur avendo la piena consapevolezza di stare interagendo con una macchina, pretendono ovviamente che la macchina lì sia accondiscendente nei loro confronti, come se fosse una forma di sostegno psicologico. E questo non è strano da un certo punto di vista, perché da un punto di vista puramente sociologico possiamo dire, così come esistono le relazioni affettive ed emotive con le persone, così come esistono le relazioni affettive ed emotive con gli animali, che sono due tipologie di relazioni affettive ed emotive molto diverse, possiamo cominciare ad ampliare la nostra categoria di relazioni affettive ed emotive facendo entrare anche questi nuovi soggetti sociali che sono le intelligenze artificiali. Quindi né persone né animali, ma un terzo modo per esercitare la propria affettività con tutti i limiti e i difetti di questo sistema. Quindi andiamo oltre le chat di incontri o gli algoritmi che poi ci fanno incrociare e vedere sempre le stesse cose. Qua si parla di vere e proprie relazioni. Io ne abbiamo parlato diverse volte, ma ogni volta mi stupisco di come si possa in realtà davvero instaurare una relazione con un computer. Ci scrivono da casa: Alessio, in questa società fatta di competizioni inutili e di apparenze, il rischio è che ci si rifugi poi in un algoritmo piuttosto che in un abbraccio. Ciò che induce molti a questa scelta è la paura del confronto, lo abbiamo detto, della frenesia della competizione. I social inoltre stanno abbattendo giorno dopo giorno il piacere del confronto e dell'interazione nella vita reale.
a fronte di una schermatura in un post. Vedi anche le infinite app di incontri. Ai nostri tempi ci si conosceva al pub ascoltando musica live, oggi lo si fa con gli swipe a destra e a sinistra. Ma diciamo che da un punto di vista puramente superficiale potrebbe sembrare così. In realtà quello che io noto anche dagli studi che vengono fatti, c'è uno studio per esempio molto interessante fatto in Europa qualche settimana fa proprio su questi temi dell'affettività espressa con le tecnologie digitali, fa notare che in realtà il vero problema è stato che gli spazi social, essendo ottimizzati per mantenere alta l'attenzione, quindi avendo polarizzato soprattutto le emozioni negative, hanno dato come effetto il fatto che le persone, pur cercando uno strumento digitale per relazionarsi, preferiscono uno strumento digitale molto più accondiscendente. Cioè paradossalmente in un banalizzo, no? In un Facebook o in un Instagram in cui tu se fai un commento, solo hater praticamente, esatto, commenti dove negativi, tu sbagli a fare un commento vieni polarizzato o in senso negativo, in senso positivo. E questo è quello che accade per colpa di come sono ottimizzate queste piattaforme, quindi per colpa dell'algoritmo, per legarci, per tenerci sempre connessi con la nostra attenzione a questi strumenti. Dall'altra parte le persone ormai sono abituate a gestire le relazioni appunto a bassa intensità utilizzando le tecnologie digitali, ma ovviamente non si trovano a proprio agio con delle polarizzazioni, cioè con persone che dicono sempre eccezionale o sempre ti odio, quindi cercano anche la possibilità che ci sia questo filtro dato dal digitale che gli permetta di, lo metto fra virgolette, difendersi o comunque avere una specie di schermo protettivo rispetto ad atteggiamenti molto più aggressivi sia in una direzione che nell'altra. Tutto questo ha creato un enorme mercato economico in realtà, che lei chiama economia della solitudine. Sì, questa è la cosa che, diciamo così, il sociologo è quello più interessato e più curioso, perché io mi sono fatto questa domanda, cioè com'è che queste tecnologie stanno cominciando ad emergere in questa direzione, sono sistematiche in questa direzione. Non bisogna dimenticare che per esempio OpenAI, quindi ChatGPT, sta predisponendo delle tecnologie per produrre AI Companion, Grok ha 3 profili, 3 avatar diversi. Grok, per chi non lo sapesse, sarebbe l'intelligenza artificiale di Elon Musk, quindi di X, quindi di Twitter, ha già 3 profili che sono connotati in una maniera particolarmente sessualizzata, quindi in realtà anche le intelligenze artificiali mainstream stanno andando in quella direzione. E questo è perché c'è un mercato fondamentalmente, le persone sono sempre più sole, le famiglie sono sempre più difficili da essere costruite, soprattutto per i giovani, le famiglie tendono a sbriciolarsi molto velocemente, come dicono le statistiche, su divorzi e separazioni, gli anziani sono sempre più da soli e quindi sta diventando un vero e proprio, la dico nel modo più crudo possibile, le persone sole stanno diventando una vera e propria nicchia di mercato rispetto a quale erogare non solo nuovi servizi ma anche nuove tecnologie. Basti pensare che lo scorso gennaio, che c'è stata la più importante mostra mercato mondiale delle tecnologie digitali, il Consumer Electronic Show di Las Vegas, dove vengono presentate tutte le future innovazioni, televisori e così via dicendo, sono state presentate un sacco di innovazioni tecnologiche il cui scopo è tenere compagnia, quindi dai bot, quindi dai robot fatti a forma di animaletto che quindi diventano un animaletto da compagnia. Questo, soprattutto in Giappone già li abbiamo visti, ci sono sia i robot fisici che hanno le sembianze di esseri umani, ma anche ci sono quelli che hanno le sembianze di animali. Molti di questi sono anche collegati con delle centrali operative di soccorso, no? Quindi che possa essere dal dottore, esatto. Poi ovviamente parliamo di un altro mondo rispetto all'Italia, no? E questi animaletti robot poi interagiscono con i dottori, con i medici, e ogni tot mandano un segnale per dire il mio padrone, il mio padroncino sta bene, esatto. O non risponde, ha fatto questo, oppure piuttosto non ha fatto un altro movimento, azione diciamo quotidiana di routine. Infatti questi sono pensati più che altro per essere gestiti all'interno delle case degli anziani, no? Che molto spesso non hanno diciamo così, non sono completamente autonomi, mentre magari con la tecnologia di questo tipo possono essere monitorati per far sì che le persone che non vivono con loro anche essere utile. Sì, ma la cosa interessante è che bisogna pensare che queste tecnologie in realtà non l'hanno creato questo mercato. Questo mercato si è andato componendosi, adesso la dico appunto in una prospettiva storica, fondamentalmente da quando esistono le grandi città, quindi dalla rivoluzione industriale, perché la rivoluzione industriale ci ha abituato ad essere sempre meno comunità, quindi uscire
sempre più soli. È sempre più da soli, quindi solamente che le dinamiche erano ancora piuttosto blande, quindi ancora si poteva... Adesso si è estremizzato. Si è radicalizzato e quindi ovviamente queste tecnologie, avendo trovato una nicchia, sono contemporaneamente sia causa che effetto di questo tipo di dinamica, un effetto spirale. Prima di andare in pubblicità ancora una domanda: se c'è un mercato economico, il mercato della solitudine, che avanza, qual è il mercato che si sgretola? Perché a questo punto OnlyFans può perdere pezzi, per dirci, OnlyFans è quella piattaforma dove ci sono tantissimi ragazzi e ragazze, sia maschile che femminile, che rispondono sotto compenso, fanno mostrano i piedi, mostrano altro, c'è un tipo di attività anche sessuale, però sempre a distanza. Sì. Solo che quelle sono persone vere, fisiche, OnlyFans, che guadagnano, poi c'è chi dichiara e chi non dichiara. In questo caso non c'è più bisogno neanche di quello, perché c'è l'avatar che è esattamente uguale, lo abbiamo visto prima nel video. Sì, come immagini praticamente sono indistinguibili per certi versi dagli esseri umani, con l'aggravante, la dico con tutte le virgolette del caso, che uno può anche proiettare delle immagini stereotipate del proprio desiderio sessuale in persone che non potrebbero essere, quindi ci si è anche staccati di quelli che potrebbero essere i vincoli biologici di espressione del desiderio. Beh, per esempio OnlyFans è un caso interessante perché è stata per un periodo una piattaforma che permetteva di fare appunto la possibilità di produrre contenuti a scopo sessuale, comunque a scopo erotico, quindi mantenendo questa distanza. Però facevano fondamentalmente quelli che fanno gli avatar, cioè erano delle immagini che semplicemente soddisfacevano questa tipologia di immaginario, di immaginazione, perché non c'era mai il contatto. Adesso che sono arrivate queste tecnologie, infatti molti lamentano il fatto che OnlyFans abbia perso la sua mission. Inizia a perdere colpi. Sì, abbia perso proprio la sua mission, abbia avuto un calo nei contatti, invece siano diventati molto più interessanti la possibilità di esprimere il proprio desiderio utilizzando le tecnologie, diciamo così, legate all'intelligenza artificiale. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, ma abbiamo ancora dei termini da approfondire: fictofilia e virtual girlfriend, che poi in realtà già l'abbiamo detto, ma c'è anche l'effetto Elisa, l'effetto Proteo o Proteo, insomma ancora tanti altri termini nuovi che iniziano ad entrare nel nostro linguaggio. A tra poco. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di chatbot affettivi, di relazioni con fidanzate virtuali, si chiamano virtual girlfriend, le abbiamo mostrato anche prima in un video. Questo è solo uno dei tanti siti che abbiamo trovato online, ma ci sono vere e proprie piattaforme anche molto specializzate. Negli Stati Uniti e in Asia crescono sempre di più i casi di utenti che proprio dichiarano di avere delle relazioni stabili, dei legami affettivi con chatbot conversazionali, per intenderci anche ChatGPT è un chatbot conversazionale, per cui la gente si passa il tempo durante il giorno a chiacchierare con ChatGPT. Alcune piattaforme addirittura registrano milioni di conversazioni emotive ogni giorno. Il professore Davide Bennato, che è un sociologo dei media digitali dell'Università di Catania, ha analizzato questo nuovo fenomeno che, come sempre, arriva da fuori, ma che in realtà ci riguarda da vicino tutti i giorni, milioni e milioni di persone. C'è una domanda molto forte che emerge, ovvero dov'è il confine tra umano e artificiale e se questo confine sarà sempre più sottile. Beh, diciamo che nell'ambito dell'affettività la distinzione su cosa sia umano e cosa sia artificiale in realtà è piuttosto circostanziale, perché tutto dipende da come noi siamo abituati, siamo educati ad esprimere la nostra affettività, la dico in un altro modo. Noi tutti per esempio abbiamo una passione per un peluche, no? Per un animale che sappiamo perfettamente non essere vivo, ma che ha interiorizzato alcuni nostri atteggiamenti, alcune nostre dinamiche. Questa è una cosa molto, diciamo così, da bambini, perché fa parte della teoria dell'attaccamento, cioè servono i peluche, servono questi pupazzi per farli diventare persone indipendenti e autonome. Però noi sappiamo che noi possiamo avere una forma di affettività nei confronti di questi oggetti. Basti pensare che nel film Castaway, no? c'era Tom Hanks che doveva aggrapparsi a qualcuno, esatto, a qualcosa per parlare, no? Esatto, era un Robinson Crusoe e in Castaway il personaggio con cui fa la controparte la noce di cocco. era un pallone, era un pallone con la sua
sua mano, con il macchiato della sua mano di sangue, e noi alla fine del film vediamo che lui perderà questo pallone e noi ci sentiamo tristi come lui perché abbiamo passato il film e tutta questa vicenda. Questo perché noi siamo abituati fondamentalmente a empatizzare nei confronti di alcuni elementi. Ho preso veramente il caso più estremo, ma immaginiamo se invece i pupazzi cominciano a risponderci a tono, comunque a non fare come le bambole che c'erano negli anni '80 che dicono solo ti voglio bene, ma cominciano a fare discorsi molto più complessi. In quel caso è proprio difficile mantenere una distanza o un distacco. Quindi diciamo che questo tipo di relazione può essere compresa se noi ci assumiamo la responsabilità del fatto che noi tendiamo a empatizzare, quindi esprimere empatia nei confronti di ciò che esprime empatia nei nostri confronti. Questo è il motivo per cui amiamo gli animali, anche se abbiamo delle difficoltà di interpretare il loro comportamento. Tutti sanno interpretare un cane che scodinzola, tutti sanno interpretare un gatto che fa le fusa, ma vi sfido a interpretare l'affettività nei confronti di una tartaruga o nei confronti di un camaleonte. Eppure esistono persone che hanno perfettamente una relazione, un rapporto con questo tipo di animali. Quindi questa la dice molto forte su come noi siamo predisposti dal punto di vista biologico e sociale a esprimere empatia nei confronti di chi si comporta empaticamente nei nostri confronti. E se lo facciamo con degli esseri così lontano da noi come può essere una tartaruga, perché no con un chatbot che ci risponde a tono usando un italiano perfetto ed esprimendo un sentimento nei nostri confronti. Si stanno evolvendo e sono sempre migliori, sempre più evoluti, sempre più vicini alla realtà. Esatto. Allora, il vero trucco sta nel linguaggio, cioè queste macchine hanno imparato perfettamente a utilizzare il nostro linguaggio e quindi sanno perfettamente a gestire le sfumature, ma non hanno contezza di cosa stanno facendo. Cioè per queste macchine dire ti amo, dire questo è il numero di telefono della società che stavi cercando, certo, è esattamente la stessa cosa. Siamo noi che carichiamo di significati e questo in realtà può sembrare una cosa negativa, invece è una cosa positiva perché vuol dire che comunque noi non riusciamo a staccare con la nostra dimensione empatica. La possiamo ridurre, la possiamo controllare, ma non la possiamo staccare. Ma per fortuna, perché altrimenti non ci sarebbe, diciamo, l'umanità che poi porta anche alla solidarietà esatto, e tanto altro. Allora, i termini li abbiamo detti un po' tutti. Fictofilia lo abbiamo detto? Fictofilia no. Allora, fictofilia che significa? Dunque, per entrare in questo mondo sono 3 i termini che bisogna prendere in considerazione. Il primo sicuramente è psicofanzia, che è un termine che è emerso con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ed è questo atteggiamento sistematicamente accondiscendente che hanno i chatbot nei nostri confronti. Certo, amore, ti rispondo subito, che cosa vuoi altro? Esatto, una cosa di questo tipo. Dopodiché c'è un altro termine che si chiama relazione parasociale. Relazione parasociale è quel tipo di relazione che noi instauriamo con dei soggetti, con delle persone, ma con cui noi siamo ricambiati. L'esempio più classico è per esempio l'amore che abbiamo nei confronti di un'attrice o di un attore, che quindi noi abbiamo idoli. I nostri idoli, quindi noi se abbiamo un amore nei confronti, un'affettività nei confronti di questi soggetti, ma ovviamente noi siamo ricambiati. Queste si chiamano relazioni parasociali. La fictofilia è una variante di queste relazioni parasociali, cioè avere proprio un atteggiamento di affiliazione, appunto, di emotività sincera, di quasi affettività estrema nei confronti di questa relazione che comunque è sostanzialmente asimmetrica. Ecco, la fictofilia è una delle espressioni più forti che si possono emergere nelle relazioni con i chatbot. C'era un film, Simon, sì, è un film in cui si vedeva questo personaggio che praticamente usava tutti gli stereotipi e tutte le forme delle attrici più importanti di Hollywood per dare vita ad una super mega attrice assolutamente imbattibile e che utilizzava appunto gli ologrammi per cercare di dare una sua fisicità quando in realtà era completamente fittizia. Insomma, abbiamo scoperto da questa chiacchierata che in fondo la tecnologia non sta solo cambiando la nostra vita quotidiana, non sta aiutando le nostre prestazioni, perché poi la nostra è diventata anche una società delle prestazioni sempre migliori, sempre più veloci, quindi grazie all'intelligenza artificiale, ma in qualche modo l'IA sta cambiando anche il nostro immaginario emotivo. Quali sono i punti d'appoggio, e siamo in chiusura, per rimanere invece con i piedi per terra nelle relazioni, quelle vere? Allora, il modo migliore è
paradossalmente mettere alla prova il nostro alfabeto emotivo proprio usando le opportunità permesse dall'intelligenza artificiale. Cioè paradossalmente, dato che ci dobbiamo allenare. Sì, dato che le intelligenze artificiali sono molto brave a emulare comportamenti emotivi, tanto vale utilizzarli come controparte, un po' come si fa con le lingue straniere, no? Che hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano a fare le conversazioni per poter perfezionare il tipo di lingua che stai imparando. Similmente noi, sapendo di interagire con una macchina, quindi che non siamo giudicati in nessun modo, possiamo utilizzarli per diciamo così, raffinare la nostra percezione delle nostre emozioni più profonde, in modo tale che quando avremo una persona davanti non avremo quegli errori emotivi che vengono a essere fatti per motivi educativi o di cultura di appartenenza, ma potranno essere anche uno strumento per allenare un modo diverso per esprimere la sensibilità nei confronti delle altre persone. Allora, allenatevi online ma non affezionatevi, quindi allenatevi per affezionarvi nella vita reale. Diciamo, possiamo concludere in questo modo. Grazie professore Bennato, grazie per essere stati con noi. Ovviamente chi vuole potrà rivedere la puntata sul nostro sito Sicilia Web. Grazie, arrivederci.